Qui c'è il primo abbondante cumulo di rifiuti, appena qualche metro ecco spuntarne un altro. Poco distante ci sono le scuole dell'infanzia, elementare e media, siamo a Fontanelle, che dire, le immagini parlano da sole, uno scenario certamente poco edificante, la spazzatura lasciata abbandonata da mesi, accanto proprio al centro di raccolta. Nessuno la rimuove, nessuno interviene, nessuno se ne occupa. Proviamo a farlo noi, a girare il disappunto, il disagio alle istituzioni locali. Ma non finisce qui, ci spostiamo di qualche decina di metri, siamo in via Alessio di Giovanni, un'arteria nevralgica a metà strada fra le strutture scolastiche e la chiesa. Ecco come si presenta questo lungo costone, ecco il pericolo. Ci deve scappare il grave fatto di cronaca prima di metterlo in sicurezza con tutti i santi crismi? Anche in questo caso siamo di fronte ad una criticità datata nel tempo. Ma c'è ovviamente chi preferisce girare o girarsi dall'altra parte. E la sagra del degrado offre altri spunti significativi. Appena più avanti, ecco quello che sarebbe dovuto essere il centro sociale a Fontanelle. Ecco il piano terra, come è stato ridotto. Accanto svetta il campanile della chiesa. Il tour per il momento può finire qui, ma basta e avanza per certificare l'inciviltà, ma anche per rendersi conto di come viene gestita ad Agrigento la cosa pubblica.